prestava denaro e pretendeva a titolo di interessi circa il 112% mensili. La polizia di Agrigento ha arrestato per usura ed estorsione uno di Canicattì, di anni 45, percettore del reddito di cittadinanza, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Agrigento. L'indagato è stato posto ai domiciliari con l'obbligo di uso del braccialetto elettronico. A occuparsi delle indagini, che ha registrato l'inizionale ritrosia delle vittime, a collaborare è stata la squadra mobile di Agrigento, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, con il coordinamento del procuratore reggente Salvatore Vella. Malgrado il muro di omertà, l'inchiesta sarebbe riuscita a raccogliere molteplici evidenze investigative, avvalorate da elementi oggettivi davanti ai quali le stesse vittime sono state spinte e denunciate quanto subito. Dalle indagini è emerso che dal dicembre del 2022 l'uomo avrebbe concesso somme di denaro a titolo di prestito personale, pretendendo dalle proprie vittime la restituzione, oltre che della somma iniziale dei soldi, a titolo di interessi e altri vantaggi usurari pari a circa il 112% mensili. Prosegue la ricostruzione della questura. L'indagato avrebbe terrorizzato e soggiogato le vittime a tal punto da sottrarre una di loro la carta bancomat con la quale avrebbe prelevato in autonomia le cifre pretese a titolo di restituzione del prestito concesso, con prelievi sproporzionati rispetto a quanto dato. Con la misura cautelare chiesta dalla Procura e firmata dal GIP è stata anche disposta la sospensione del reddito di cittadinanza. Durante l'esecuzione della misura sono stati sequestrati all'arrestato denaro e vari documenti.